E questo elicottero Augusta, parcheggiato provvisoriamente su un prato dell'ospedale al mare al Lido di Venezia, il nuovo fiore all'occhiello delle strutture di pronto soccorso della provincia di Venezia, ma anche di quelle di Treviso e in parte di Rovigo. È arrivato stamane direttamente da Roma senza scali intermedi e per un mese, a partire da domani 8 agosto, in fase sperimentale, darà il via al nuovo servizio di elicottero ambulanza. Interverrà per casi di primaria importanza e necessità come incidenti della strada e sul lavoro o d'altro che comporti comunque un trasferimento rapido del ferito all'ospedale più vicino. Inoltre, come è stato più volte ribadito nell'incontro di presentazione stamane presso l'ospedale del Lido di Venezia, presenti il presidente della provincia di Venezia Orlando Minchio, il vicepresidente Stefano Petris e l'amministratore delegato della società Elitrans che cura il servizio, sarà possibile anche trasferire nel più breve tempo possibile un malato grave da un ospedale all'altro della nostra penisola. Ma quante persone assistono il malato nel corso di questo trasferimento? Lo abbiamo chiesto a Silvio De Giuseppe, pilota e capo missione del servizio di elicotteri per il soccorso di Venezia. A bordo dell'elicottero viaggiano 3 persone più poi il paziente naturalmente, perché l'equipaggio è formato, l'equipaggio stand-by Alba Tramonto è formato dal pilota naturalmente, da un medico rianimatore e da un infermiere specializzato. Ecco, c'è bisogno per forza di un eliporto, di una superficie di atterraggio oppure no? Non c'è bisogno per forza di una superficie di atterraggio omologata, in quanto il soccorso va in deroga a circolari del Ministero dei Trasporti, dell'Aviazione Civile, e quindi l'elicottero come sua caratteristica può atterrare anche in brevissimi spazi, per cui è facilissimo attrezzare un ospedale per il soccorso e le ambulanze. Gli interventi dell'elicottero con la Croce Rossa saranno ovviamente gratuiti ed avverranno su chiamate ai tradizionali numeri del 113 della Polizia, il 112 dei Carabinieri o il numero dell'ACI, oppure con questo numero ora in sovraimpressione 041 76 8223, corrispondente alla centrale operativa dell'ospedale al mare. Le eliambulanze rimarranno in servizio attivo tutti i giorni fino all'8 settembre, dall'alba al tramonto. Per eventuali interventi notturni, tutto è subordinato al giudizio insindacabile del pilota dell'aeromobile.